Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Quest'oggi ci troviamo all'interno di un nuovo gameplay. Allora, ci troviamo finalmente al piano di sopra e stiamo un pochettino riallacciando i rapporti tra Edward e ovviamente sua moglie. Come potete vedere, il rapporto è una conversazione occasionale, quindi vediamo di parlare un po' di applicazioni, di cucina, vediamo di rallegrare nostra moglie. Ci possiamo anche vantare della raccontiamo una barzelletta sulla moda mentre lei arpeggia un po' al pianoforte e possiamo anche entusiasmarci per il nuovo spettacolo. Vediamo di riprendere un po' questo rapporto. Sicuramente sentite ragazzi la voce del mio microfono un po' diversa. Beh, mi sono trasferito nella nuova casa e sono in una stanza diversa da quella precedente, è un po' più grande, quindi c'è un po' diciamo di anzi forse un po' più piccola, c'è un po' di concentrazione del suono, quindi forse c'è un po' di eco, ma vi abituerete. Barzelletta toc toc. Proviamo anche a discutere di enigmi logici. Abbracciamola, anche se è sul pianoforte. Una storia buffa, potrebbe essere interessante. E per quanto riguarda l'ambito romantico, gli inviamo un bel bacetto per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Speriamo che ce lo ritorni, altrimenti ci becchiamo uno schiaffo. Per quanto riguarda domani, abbiamo già completato tutto. Dobbiamo solo ed esclusivamente farci una bella dormita. Iniziamo credo alle 10. Un abbraccio, perfetto. Benissimo, stiamo riallacciando un po' il rapporto. Vediamo se nostra moglie intende darci un bacetto. Eccoci qua, pronti. Vediamo un po'. Eccoci qua. Eccolo qua, bello. Ancora ci troviamo sulla cresta dell'onda. Flirtiamo un po'. Possiamo anche esprimere l'affetto come mi avete consigliato. Perfetto. Tentiamo anche un complimento contornato da un po' di esaltazione del nostro alter ego. Possiamo tenergli la mano, stringerla. Dov'era? No, bacio sulla guancia. Oh, attenzione, chi è questo? Probabilmente era la barzellettina. Perfetto. Ok, esprimiamo il nostro affetto e tentiamo anche la carta adesso del bacio. Bene, ragazzi, stiamo riallacciando i rapporti, riattizzare il fuoco. Ok, allora ragazzi, mi sa che adesso la situazione ormai è a posto, mi sa che stiamo migliorando. Vediamo un po' così Edward anche riprende un po' di umore. E proviamo anche un po' di fichi fichi. Eccoci qua, vediamo cosa dice nostra moglie. Attenzione, momento critico. Sì, benissimo, andiamo alla grande. Ok, dopo tanto tempo finalmente si riparte. Allora Edward, tra poco dovrei andare al lavoro, quindi fai presto. E dopo io direi di farti un bel pisolino, visto che ci sei. Tua moglie vedrà, eccoci qua. Vai in bagno, svuota un po' la vescica e dopo vedi di preparare per cena qualcosa per colazione, un po' di uova strapazzate. Anche un bel... infatti tra poco devi andare al lavoro, quindi è meglio stare, diciamo, calmi con le nostre attività. Intanto facciamoci la nostra bella dormita e dopo dedichiamoci un po' ad altro. La scuola. La scuola, anche per il nostro ragazzone. Stiamo dormendo troppo oggi. Andiamo, perfetto. Per quanto riguarda il lavoro, ci stiamo dedicando all'attività lavorativa. Edward tra poco dovrà andare a lavorare. Che cos'è questo? Estirpa l'erbaccio. Cos'è questo? Insoddisfazione. Il fichi non era stato soddisfacente. Ci vogliamo un miglioramento. Addirittura. Come? Abbiamo il letto anche super galattico e tutti questi problemi? Ma adesso vediamo un po'. Sono le 9 del mattino, alle 10 ci dobbiamo recare al lavoro, il tempo necessario per buttare la spazzatura e ovviamente andare al lavoro. Sono arrivate delle bollette? No. Questo cos'è? Stanchezza pericolosa. Gli anziani non hanno più la resistenza di una volta e al momento Edward è esausto. Ora con una mattina potrebbe essere fatale. Addirittura, guardate un po' ragazzi, questa non la sapevo. Aspettate che sistemo un attimo la sedia, che è una sedia nuova, quindi devo capire un po' come funziona. Oh, adesso sto meglio, benissimo. Allora, aumento della media. Si avvicina un importante compito di storia e Leonardo se la cava decentemente, ma un buon voto potrebbe alzargli la media. Deve studiare come al solito e impegnarsi al massimo. Io direi di studiare tantissimo. Però c'è stato anche un aggiornamento agli investitori. I primi investitori di Edward sono molto entusiasti, proprio come lui. Sarebbe proprio perfetto se non volessero dei continui aggiornamenti. Gli investitori vogliono sapere come va il progetto, che al momento è in crisi. Edward deve mentire oppure dire la verità. Certo, è importante dire la verità. Nostra moglie però deve andare al lavoro. Basta con questo bagno, vai al lavoro, vai, intasi poi il bagno del lavoro.
Eccoci qua. Vai, amica mia, dove sei? Dove sei? Corri, con la pipì pronta. Eccoci qua. Andiamo. Abbiamo ricevuto intanto dei diritti d'autore per i nostri libri, ovviamente per le nostre applicazioni, ed Edward credo che ha ottenuto un po'. Gli investitori apprezzano l'onestà. Ok, il progetto procede secondo i piani. Grandioso, siamo riusciti a guadagnare anche qualcosa in ambito scolastico, e io credo che con il nostro grande amico Leonardo ci dipingiamo. Non possiamo far niente, è troppo teso, e allora un bel bagno potrebbe farti comodo, così aumentiamo anche l'igiene. Per quanto riguarda nostra figlia, un po' di concentrazione al tavolo da scacchi sarà fondamentale. Edward, mi raccomando, continua, è anziano, maledizione, a lavorare sodo, non è più un giovincello. Ok, procediamo. Sì, credo che stiamo andando bene. Intanto vendiamo il povero Teddy, visto che voi mi avete detto, ragazzi, di venderlo, e io ascolto i vostri comandi. Intanto accendiamo l'aria condizionata, scusate un attimo. Eccoci qua. Perfetto. Ok. Allora, continuiamo su questa scia, ragazzi. Intanto Edward ha svolto un lavoro superbo ed è adesso si è ripreso da quella stanchezza. Intanto gli facciamo fare una doccia riflessiva e dopo lo mandiamo a letto. Perfetto, con questi $5.000, ragazzi, cambieremo le sorti della nostra casa. Un po' a disagio perché è stanco, abbastanza stanco. Che stai facendo tu qui? Che stai facendo? Vai a dormire immediatamente nel tuo letto. Ok, ecco che arriva la nostra grande ragazzona, che è soddisfatta per il suo grande lavoro, e credo che è arrivato il momento di scrivere qualche altra cosa. Un po' di vediamo un po' sceneggiature. Allora, ragazzi, fatemi pensare. Una bella sceneggiatura. Questa mi piace, la locandiera. Questa ancora non l'abbiamo scritta. La locandiera. Il Cumendone sicuramente sarà fiero di leggere questo libro. Vediamo un po'. Un testo in eccolo qua, veneziano, con dispute amorose tra i vari personaggi. Bellissima e grande. Con questi soldi, ragazzi, cercheremo di rinnovare un po' la nostra palestra. Tanto un po' di musica folk. Eccola qua. Allora, abbiamo detto, già questi attrezzi ginnici vanno più che bene. Vorrei dare un'occhiata anche alla palestra cittadina per vedere com'è fatta. Comunque io questo vediamo che cosa cambia. È davvero molto più pompato, guardate che figo. Cosa cambia tra questo e l'altro? Più forma fisica, dà più ambiente. Però io gli aggiungerei il sacco da pugilato. Eccolo qua. Sempre in marrone no, in rosso, anzi no, in arancione. Glielo metterei qua in mezzo, così la nostra palestra potrebbe essere più adatta. Saliamo al piano di sopra. Allora, aggiungerei intanto una bella porta. Andiamo in questa sezione, eccoci qua. Una bella porta per rinnovare un po'. Eccoci qui. Vediamo un po' di aggiungerla qui, vicino al pianoforte. E qua, ragazzi, dobbiamo decidere cosa fare. Allora, abbiamo fatto già quasi tutto. Vediamo un pochettino se mi viene in mente qualcosa. Potrei mettere un bar, qualcosa del genere, per il divertimento, per le feste. Certo, potrebbe essere interessante. Quindi intanto mettiamo un po', vediamo di dare un aspetto abbastanza interessante alla nostra casa. Vediamo di mettere un colore sempre più piacevole. Per esempio, ecco qua. Questo può andare abbastanza bene, tipo così. Benissimo. Vediamo di utilizzare lo stesso pavimento che abbiamo nella no, vediamo. È una stanza, ragazzi, ricreativa per le feste, quindi forse è meglio cambiare un po' la pittura. Vediamo se possiamo scegliere qualcosa. Non vorrei essere troppo bizzarro, ma magari questo è interessante. Ecco, già così possiamo andare bene. E invece scegliere una moquette più adatta a questa situazione. Ecco, vediamo così. No, troppo sobria. Questa invece è perfetta. Mentre per quanto riguarda il bagno, utilizzeremo una colorazione ovviamente molto particolare per il bagno. Un azzurro. Questo è fantastico. Vediamo di dipingere anche quello di sotto così. Grandioso. Saliamo al piano di sopra e qui vediamo, ragazzi, di porre intanto qualche luce interessante. Eccola qua. Vediamo di mettere delle luci un pochettino particolari. Vediamo un po'. Anzi, più che altro questo pavimento non mi piace. Vediamo di metterne. Vediamo di utilizzare no, più che il legno bianco, la moquette volevo mettere.
piastrellato, muratura, moquette. Vediamo questa. Vediamo sul grigio. No, sull'azzurro. Forse così può essere carina. Sono uguali. Comfort sontuoso. Sul grigio chiaro. Così. Va bene. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Innanzitutto io aggiungerei un paio di divani, per esempio in questa zona. Vediamo di mettere un paio di divani particolari, come per esempio questo, magari con un colore diverso. Vediamo di scegliere. Questo può andare bene. No, più che altro metterei un divano un po' più costoso, a 2 posti, con questo nero. Oppure vediamo, non vorrei scegliere cose troppo ripetitive. Ecco, l'illuminazione. Questo sembra abbastanza figo, con i cuscini di lato, proprio bellissimo. Vediamo di mettere anche una colorazione un po' particolare. Ecco, allora un divano qui nell'angolo. Lo stesso divano vediamo di metterlo anche qui. Benissimo. E adesso, per vedere un po' quello che stiamo facendo, qualche luce in più. Metterei un lucernaio fisso qua a terra, per esempio. No, i lucernai fissi però non ne fanno molta luce. Dovrei prenderne uno bello tosto. No, deve essere uno in chiave moderna. Questo, guardate che bello. Uno qui, uno qui, uno qui e uno qui. Adesso ragazzi iniziamo a ragionare. Possiamo anche aggiungere un tavolinetto basso, per esempio qua. Così. Benissimo. E una bella un bel televisore al plasma. Vediamo se lo possiamo conficcare nel muro. Non lo possiamo fare, costa parecchio. Vabbè, però un televisore al plasma del genere lo possiamo mettere. Anzi, forse scegliamo pure un tavolino diverso. Vediamo un tavolo del genere. Questo è davvero molto figo. Quindi vediamo di eliminare questo e di mettere un televisore proprio qui. Quindi 2 divani là in mezzo. Gli aggiungiamo anche la serra di piante di ficus alla Fantozzi. Una qua, un'altra qua. Guardate che figo. E vediamo se gli possiamo aggiungere qualche bella decorazione. Beh, questo lo faremo più avanti. Un'altra camera degli ospiti per azioni ovviamente secondarie. Allora, vediamo un po'. Scendiamo al piano di sotto. Vediamo di aumentare la nostra velocità. Vediamo un po', ragazzi. Vi ho detto, diciamo che non tutti voi che siete su YouTube seguite la pagina di Facebook, quindi è opportuno che io vi dica anche l'annuncio che ho fatto nella pagina di Facebook. Bene, tanto facciamoci il bagnetto, dopo svuotiamo un po' il pungiglione, altrimenti sporchiamo il letto, e se la fa di sopra la nostra amica. Dopo possiamo anche farci un po' di cereali e addirittura andare a letto. Il romanzo è stato finito, più che altro la sceneggiatura. Benissimo, fai una doccia che puzzi come una puzzola in inverno e poi vedi di scrivere qualche altra cosa, magari un altro libro di genere fantasy. Allora, vi stavo dicendo, ragazzi, per quanto aspettate, gli mettiamo il titolo al romanzo. Allora, lo chiamiamo vediamo un po' di genere fantasy. Questo, aspettate, mi devo inventare un titolo abbastanza figo. È un libro fantasy che trasporta in una dimensione innovativa e piena di immaginazione. Perfetto. Per quanto riguarda l'annuncio che vi stavo dicendo, ragazzi, dopo aver giocato per molto tempo a The Sims 4, credo che sia arrivato il momento di accostare a questo gioco altri giochi che stavo continuando in passato. Tanti di voi mi chiedono ogni giorno quando farò il gameplay di Formula 1 e, ragazzi, vi dico, io sono fatto così, nel senso, non gioco sempre a tanti giochi contemporaneamente. Un po' di tempo gioco a un gioco, per un altro po' di tempo gioco a un altro gioco e così via. Quindi tanti di voi mi dicono come mai non giochi a Formula 1, perché quando carichi il video, ecco, a Formula 1 in questi giorni non è che mi andava molto, ma adesso, dopo aver giocato un bel po' a The Sims, mi è ripresa la voglia di Formula 1, quindi di giochi di macchine. Quindi vi posso dire che io da lunedì dalla prossima settimana mi metterò alla
allo studio del circuito del Brasile e caricherò il gameplay dopo un paio di giorni. Visto che è una gara particolare, vi farò vedere anche come la sezione delle qualifiche, diciamo, come otterrò il posto, la posizione, e dopo accompagnerò tutto con la gara. Quindi caricherò, ragazzi, 2 video di Formula 1 sul Gran Premio del Brasile. Un video sulle qualifiche e un video ovviamente sulla gara. Però me l'ha chiesto un ragazzo, me l'avevano chiesto in tanti e lo farò, così siamo tutti contenti. Torneremo anche su Tropico 5, anche se ho riaperto un attimo Tropico, visto che siamo in una situazione disastrosa, proprio c'è una crisi finanziaria. Vabbè, cercheremo di risolverla, però intanto creiamo un videogioco. Comunque, ragazzi, nei prossimi giorni veramente arriveranno nuovi gameplay, perché purtroppo The Sims è così, si può giocare a The Sims per un mese, così, però poi stanca se non si hanno le dovute espansioni. Purtroppo è uscito solo il gioco, purtroppo è la normalità delle cose, il gioco base di The Sims 4 è rilasciato per primo e non viene accompagnato da alcuna espansione. Senza espansioni tipo vita universitaria, World Adventure oppure Funky Business, tipo queste cose così, il gioco diventa dopo un bel po', come per esempio un mese, un po' noioso, perché siamo sempre a fare la stessa solfa. Certo, possiamo scoprire nuove cose, però è sempre un po' limitato, diciamo. Quindi l'abbiamo portato avanti per un bel po'. Io direi di continuare sempre su questa linea d'onda, magari su questa lunghezza d'onda. Possiamo anche avanzare con la casa, comprarcene un'altra, però vorrei portare avanti anche altri giochi come Formula 1 e anche Tropico 5. Tra un mesetto così uscirà anche Far Cry 4, e quello sarà un gioco che giocherò tantissimo, perché ovviamente è un genere che non tocco da un anno e lo voglio portare avanti. Vi dirò che all'Xbox non farò più video, perché l'Xbox non ce l'ho più, cioè ce l'ho nella vecchia casa, ma non credo che lo porterò qui, perché non avrei modo di fare video, perché il computer e la televisione sono in 2 stanze diverse e non avendo un portatile mi verrebbe complicato fare dei video. Comunque, questa è una piccola nota. Il nostro amico invece lo mandiamo a pitturare un po' alla tipo Leonardo da Vinci, un dipinto su che cosa? Realista, impressionista, realista, perfetto. I cosiddetti pittori en plein air, ragazzi, i macchiaioli, quel genere lì. Mandiamolo alla pittura. Perfetto. Per quanto riguarda la nostra figliola, sta dormendo, ma appena si alza vedrà di asciugare questo schifo e dopo farà un po' di colazione. Anzi, prima butta il cibo avariato e dopo prenditi un po' di yogurt. Nostra moglie, eccola qua, finalmente si è alzata alla grande, sempre più cicciona, quindi per oggi niente cibo per te. Vai subito sul tapis roulant e vedi di allenarti. Avanti alla tipo Hook Capitano Uncino. Avanti, eccoci qua, vediamo di dimagrire un pochettino. Edward, come sta andando il tuo videogioco? Lo stai creando? Perfetto, vediamo di riscuotere tanto successo. Dopo, se vuoi, ti puoi fare anche un po', puoi servire per colazione anche un po' di uova strapazzate. La forma fisica di Stefania sta migliorando e probabilmente diventerà più magra in un baleno. Vediamo un pochettino. I nostri ragazzoni sono quasi pronti per andare a scuola. Sono quasi le 8 del mattino e siamo giù dal letto con il piede giusto. Eccoci qua. Vediamo com'è il dipinto del nostro grande ragazzone. Il dipinto realista, tanto realista non è, da Leonardo da Van Helgen. Vediamo di metterlo nella nostra stanza. Più che altro lo mettiamo nella nuova stanza, nella stanza ovviamente del divertimento. Eccolo qua. Decoriamo un po' le pareti. Allora, Edward, come sta andando? 1705 per quanto riguarda le bollette. Oggi è un giorno... Aspettate, un altro esame per il nostro Leonardo potrebbe alzare la media e studiamo tantissimo. Però il problema è che dobbiamo andare al lavoro. Infatti, Edward, vai al lavoro, perché sennò come paghiamo le bollette? Vai, mamma mia. Dai che ci possiamo beccare una bella promozione. No, lascia perdere le uova. Siamo un po' a disagio, ragazzi. Maledizione, dovevo farlo alzare un pochettino prima. Allora, lavora sodo, meno male che c'è la nostra cameriera. Intanto stereo, cucina, semidistrutti, anche il bagno. Che fai, amico mio? Qua abbiamo Ponzio Pilato con i capelloni dietro, gli manca solo l'alloro. Allora, aggiornamento, vediamo, è la stessa situazione di prima, ma visto che ha funzionato possiamo dire sempre la verità. Vediamo cosa è successo stavolta. Credo abbiamo guadagnato 1.300 di qualcosa. Intanto Leonardo ha avuto un aumento del rendimento piccolo, perché è riuscito a ripassare proprio tutto. E ovviamente il lavoro di Edward procede secondo i piani, perché la scelta era uguale a quella di prima. Bene,
Per quanto riguarda leggi qualcosa, per adesso lasciamo perdere. Comunque ragazzi, cercherò di concentrarmi anche su altri giochi, come vi ho detto. Vediamo adesso che giochi escono a ottobre, perché vorrei anche cercare la svolta, tentare anche qualche altro titolo un po' diverso. Vediamo. Intanto Project Cars è nella lista degli acquisti, anche Far Cry 4 e sicuramente The Witcher. Però sono giochi che escono in un arco di tempo molto lungo, quindi dobbiamo vedere che gioco metterci in mezzo in quel periodo medio-breve. Intanto è arrivato Leonardo, credo che lui riparerà la cucina, mentre sua sorella andrà immediatamente a farsi un po' di yogurt. Dopo la mandiamo in bagno, a letto, e attendiamo i nuovi soldini che arriveranno tra poco. Avanti ragazzi miei, qui c'è la foresta amazzonica appassita. Mamma mia, guardate un pochettino che pena questi poveri alberelli. Ed ecco che arriva finalmente Edward dal lavoro e riesce probabilmente a essere promosso a pioniere delle .com. Mamma mia, intanto paga le bollette, se no ti arriva un dot proprio in testa e ti getta al tappeto. Intanto abbiamo ottenuto il dipinto Luci della mia vita. Questo me lo voglio vedere tutto. Vediamo dov'è. Eccolo qua, $2000 di dipinto. Questo lo mettiamo nella nostra zona principale, eccola qui, di osservazione. La candelina la spostiamo, così ce lo guardiamo per bene. Guardate che figo, il nostro Leonardo dovrà imparare molto. Allora, benissimo, adesso sicuramente che lavoro facciamo? Diamo una bella occhiatina. Con una serie impressionante di aziende di successo al suo attivo, Edward è sempre in movimento e sempre connesso, è capace di prendere decisioni senza esitare. Il 9° livello della carriera, quindi la promozione sarà il genio delle start-up, il mondo lo ascolta, quindi possiamo sviluppare ancora le nostre capacità. Vediamo un po' come, guadagnando 2000 con i diritti d'autore dei videogiochi. Però Edward, io direi di no, la corsa non credo, perché sei un po' vecchiotto, però un po' di gioco al computer te lo puoi fare. Eccoci qua, partecipa a un torneo professionale di rifugio. Perfetto. Voglio vedere un po'. Vediamo qui cosa sta succedendo. Il nostro ragazzone come va? Il canale rosa della Pantera rosa. Vai in bagno piuttosto, se no te la fai addosso. Una bella docciona, un bel bagno, perfetto. E dopo qua c'erano le uova strapazzate. Buttale, perché l'uovo lasciato 3 ore fuori dal frigo davvero fa schifo, quindi meglio prenderti uno yogurt. Eccola qua, arriva tua mamma. Chi è questa? Alessandra. Ah, Alessandra Ricci, l'amante di Edward. Shh, non lo dite a nessuno ragazzi. Shh. L'amante di Edward è arrivata a casa sempre più grossa, le fidanzate di Edward sempre più grosse. Intanto noi ci facciamo un po' di allenamento. Edward, che è successo? No, niente, non c'è nessuno. Vediamo. E che Edward è diventato vecchio, mamma mia, col cappellino. Guardate che figo. Ve lo ricordate quanto era figo quando l'abbiamo preso dall'inizio? Intanto, dov'è la sua figliuola? Eccola qua. Possiedi 15 opere d'arte, tuo fratello te le sta realizzando piano piano. Allora, fai tutto. Per quanto riguarda tua madre, il peso lo stiamo perdendo. Vediamo come va. Ancora siamo un po' grosse, eh? Continua a correre che ti fa bene. Benissimo. Dopo aver finito, usiamo il bagno. Vediamo di prenderci anche, di fare, serviamo per cena per tutti, perché tutti hanno fame, un po' di persico trota affumicato. E questo me lo voglio vedere ragazzi, come lo cucina. Vediamo un po' intanto il frigo, mamma mia, è impuzzolentito. È più forte, amico mio, tanto non lo paghi tu il frigorifero. Attenzione ragazzi, Masterchef Italia. Avanti. Voglio vedere pure io. Vai. Guardate che figo. Ah, è lei che fa puzza, non era il frigorifero. Oh, guardate che bello. Attenzione. Pesce pongo alla fiamma. Qualcuno di voi se lo ricorda? Se avete giocato a Monkey Island 4 ve lo ricorderete. Intanto vediamo un po'. Ok, l'hai servito per tutti, no? Allora, amico mio, anzi, amica mia, appena finisci, vedi di riporlo e dopo puoi anche lamentarti con i problemi con tuo figlio, così riusciamo un po' a calmarci. E dopo magari ci facciamo al piano di sopra il bagnetto.
con la paperella e dopo ce ne andiamo a letto. Alla grande. Edward, come sta andando qua la storia? Ancora il torneo, vai che ce la fai, a 60 anni, il torneo, con quella, gli viene l'artrite nelle mani e nel polso di quanto sta muovendo veloce quei tasti. E vediamo un po', vince ben $1.365, il secondo posto nel torneo di videogiochi è tuo, con un po' di pratica la prossima volta vincerai sicuramente. Bene, però io credo che è arrivato il momento di prendere un po' di quello splendido, dov'è, pesciolino che era nel frigo. Vediamo di trovarlo, eccolo qua, prendiamo una bella porzione e dopo ce ne andiamo finalmente a riparare la doccia. Però avevo intenzione, ragazzi, di cambiare un pochettino la sezione della cucina. Ok, cucinona, eccola qua. Ci compriamo una cucina che non ha neanche gusto nella sua cucina, ragazzi. La cucina 13.000, no, questa di 3.000, la scelta di Londra. La prendiamo anche fumo di Londra, eccola qua. E con 1.800 io comprerei anche qualche decorazione per la nostra cucina, perché davvero non si può vedere così. Adesso con i prossimi soldi cambieremo un po' di cose, però innanzitutto io la vorrei creare molto più carina. Per esempio mettere qualche decorazione, per esempio qui il ketchup e la maionese, aggiungere un altro tavolino proprio qui e magari posizionare la macchinetta del caffè. Vediamo se la possiamo trovare. La macchina personale magia del tè. Qualità della bevanda a livello 4. No, perché costa così poco? Appunto. Allora risparmiamo intanto il microonde è importante. Dobbiamo comprare il micro forzamela e ovviamente la macchinetta per i pasticcini, da una parte e dall'altra. Aggiungiamo anche vediamo un po'. Per adesso basta così. Vorrei creare una specie di zona tipo così, ragazzi, guardate, contate 1, 2, 3, 4, una linea tipo così con il bancone. Con i prossimi soldi lo facciamo. Tanto Edward, vediamo di velocizzare un po' tutto. Il figliuolo, che succede? Ancora puzza? Allora, puzzolente, non ti devi coricare, alzati. Ok, ti sei lamentata dei problemi, adesso vai in bagno. Tu, amico mio, e credo che è arrivato il momento di guardarti un po' di televisione. Fai zapping. Cos'è lo zapping, ragazzi? Vediamo un po'. Cos'è zapping? Vediamo. Questo è zapping? Un po' di giapponese. Vediamo. No, film d'azione. Volevo vedere zapping. Zapping, vediamo cos'è. Dai, voglio vedere. E che fa? Ragazzi, ditemelo voi, magari non mi sono perso qualcosa, però guardati il canale sportivo, vedi che ha fatto il Milan. Guarda, adesso con allenatore Inzaghi, troppo bello, ragazzi. Vediamo un po'. Filippo Inzaghi, allenatore del Milan. Forse questo fa... No, stai giocando a Tetris e ti sei divertito abbastanza per adesso. Il canale sportivo, il Milan purtroppo ha perso e andiamocene immediatamente a dormire. Tutta forza, tutti stanchi, tutti gobbi. Mamma mia. Ok, velocizziamo un po' tutto. 1.300 di soldini. Intanto il prossimo videogioco ci farà ampliare la cucina, la renderemo molto più grande. Comunque, ragazzi, questo è appunto il mio obiettivo. Adesso io mi informerò anche nei più svariati siti di informazione videoludica. Voglio vedere che gioco esce carino a ottobre. Ma tutta la famiglia di obesi siamo. Sembra la famiglia di Norbit. L'avete vista la famiglia di Norbit, ragazzi? O del professore, quello lì, professore matto. Tutti enormi, tutti grossi, che sparano scorreggi a tavola, che non lo so, fanno le pesti. Proprio sembra la famiglia del dottore matto. Lo chiamerò così quel video. Intanto apriamo il frigo e ci mangiamo un po'. Ci prendiamo una porzione di questo. Dopo velocizziamo un po' tutto e ci andiamo a fare un bel po' di corsetta. Benissimo, andiamo a scaricare un pochettino la tensione. Vediamo se si può scaricare con questo. Forse sì. Esercitati nel pugilato, vai, che c'è un po' di movimento di gambe. Dai, gli occhi della tigre. Vediamo un po'. Forse diminuisce la tensione. Aumenta? Ma io mi scaricherei con il guantone qui. Ma va bene, forse non è così. Allora, fai un po' di una doccia calda e sensuale, visto che hai sudato con un maialino da corsa. Usa il bagno. No, questa la ripara Edward. E vedi di scrivere un po' qualche cosa. Flirtante. Scrivi un libro di genere per bambini, visto che siamo flirtanti. No, non è, sembra sua madre. No, scherzavo.
Scherzavo, lascia perdere. Sono tutte e due grosse, quindi lasciamo perdere. Scarta questo schifo che stavi cercando di scrivere. Scarta il tuo capolavoro e vai a giocare un po'. Bene, così aumenta anche il divertimento. Allora, tua madre sta dormendo, credo che tra poco se ne andrà sotto e farà un po' di allenamento perché è importante. Per quanto riguarda Eddie, dov'è Eddie? Eccolo qui. Fa puzza. Lo mandiamo a farsi un bel bagno con schiuma e dopo aggiorniamo tutto con rivestimento pulito, il quale gli dà acqua pulita e quindi sim più puliti. Benissimo. Dopo possiamo andare a lavorare al computer. Un bel programma. Continua a creare il videogioco. Tuo figlio, eccolo qua. Dov'è? Ancora che dorme, sempre il solito fannullone ameba della società. Alzati e vai a prendere un po' di succo d'arancia. Dai, avanti. Sì, però poi dobbiamo andare in bagno perché qua intanto passano attraverso la scala Casper, la famiglia dei Casper. Avanti, 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 avanti. Il tuo succo di frutta te lo stai bevendo tutto? Ok, basta, basta. Non si lavano le mani mentre uno beve. Che cosa facciamo? Ok. Siamo addirittura concentrati e andiamo a scuola concentrati per aumentare il nostro rendimento. Tanto nostra moglie che cos'è? Dolorante, l'acido lattico nei muscoli. Intanto si fatti una chiacchieratina con Edward, però vai in bagno che è meglio. Dopo abbiamo lasciato qua il nostro cibo per obesi. Ci prendiamo un po' di frittelle. 1.300. Osso di seppia e tutto il resto. Salve, c'è Giulio Cesare, Ponzio Pilato, Nerone. Sì, è arrivato per pulire la stanza. Intanto vediamo di metterci nella stanza il nostro come si chiamava? Aspetta, in quel film pasticcinatore. Perfetto. Questo miracolo di perfezione produttiva sanerà le ferite della tua infanzia e ti farà sentire una nuova persona completa. Comprende le posizioni per il ripieno di frutta e noci. Questo lo voglio vedere. Quanto è oh, guardate che bello! Guardate che bello! Questo ce lo mettiamo qua. Mamma mia, questo lo voglio. Il pasticcinatore. Eccolo qua. Vediamo ragazzi come funziona. Vai, voglio vedere. Inforna. L'insegnante deve correre a prendere le sue pillole. Gli studenti di stare in classe, fare silenzio e leggere il testo. Quante volte mi è capitato e quante volte non l'ho fatto. Leonardo deve farlo per provare a fare un po' di altri compiti. Fai un po' di compiti. L'insegnante non torna in tempo per la fine della lezione, quindi non importa. Leggerà con calma a casa più tardi. Va bene, però io ero convinto più su questo. Volevo fare un po' di super bomba al cioccolato. Vediamo come lo fa. Olè! Prendi un cupcake. Sì, va bene. Intanto qua c'è Giulio Cesare, Nerone, che continua a sparecchiare. Bravo. I nostri pancake come sono? Buoni, vero? E dopo sì, facciamo ancora un po' di allenamento. Smaltiamo il cupcake. Edward, come sta andando? Continua a creare il videogioco. Certo Edward, continua. Però prima vai in bagno, se no te la fai addosso. Ci sono un po' di cupcake qua. Te ne puoi prendere un paio. Sì, perfetto. Videogioco completato. Il nome per il nuovo videogioco. Come lo chiamiamo ragazzi? Lo chiamiamo un videogioco. Come l'avrei mai voluto chiamare un videogioco? Lo chiamiamo non saprei. Come lo possiamo chiamare? Vediamo un po'. Ocean Wars. Ma sì. Benissimo. E vediamo di andare in bagno. Quanto abbiamo guadagnato con questo videogioco? Dove ce l'abbiamo? Vetrino per pianta. Uova e toast ormai avariati. Vediamo di ripulire. Ok. Come va Edward? Sta a posto? Fame, il tuo cupcake. Dopo se poi ripara questo e ripara anche questo dopo che l'hai aggiustata.
fate una bella dormita. Quindi i nostri ragazzoni sono tornati ora da scuola, ragazzi. Mi sa che per questo video oggi può bastare. Ce la siamo cavata abbastanza bene, abbiamo fatto diversi acquisti, siamo andati avanti nella carriera, abbiamo modificato un po' di cose al piano di sopra. Il nuovo pasticcinatore è completato ed Edward si fa sempre più grande. Vediamo un po' quanti anni ha. Dov'è? Eccolo qua. Dobbiamo come dire, andare con quella ragazza. Quindi vediamo un pochettino, ragazzi, di beccarci al prossimo gameplay. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nei prossimi giorni arriveranno diversi gameplay di diversi giochi. Ciao a tutti!